Bentrovati con la grande musica su Veneto 1. Oggi vi proporremo il concerto che l'Orchestra da Camera e i solisti di Radio Veneto 1 hanno tenuto la sera dell'8 agosto alla loggia del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Sini, che abbiamo con noi e che saluto e ringrazio per essere nei nostri studi. Ben trovato, maestro. Grazie caro Emanuele, e grazie a tutti gli ascoltatori e anche a tutti quelli che ci seguono ormai da molto tempo e seguono i solisti di Radio Veneto 1 in questi poi numerosi concerti che stiamo facendo anche per il Prosecco Festival. Infatti si tratta di una nuova tappa del Prosecco Festival, questa rassegna culturale che porta l'arte in mezzo alla gente e davvero le eccellenze della nostra musica. Questo era un concerto che rientra anche all'interno della rassegna per i 100 anni della Grande Guerra, una tappa per ricordare le vittime civili e militari che si è svolto proprio in una delle città simbolo di questo primo conflitto mondiale, ovvero Vittorio Veneto. La sera dell'8 agosto ricorreva però una data davvero eccezionale, perché la sera del 8 e 9 di agosto del 1918 si registrò anche il primo lancio con il paracadute in azione di guerra, con protagonista un trevigiano, l'ardito, il tenente Alessandro Tandura, poi medaglia d'oro al valore militare. E sicuramente anche questa è una ricorrenza che ha reso indimenticabile una serata che anche il pubblico ha davvero apprezzato, e tra poco andremo anche a sentire e vedere questa serata. Maestro, cosa si ricorda di quella serata, di questo concerto? Beh, direi una serata anche di notevole successo di pubblico, visto che hanno apprezzato anche l'esecuzione anche dei solisti. In questo caso adesso andremo ad ascoltare il concerto per violoncello e orchestra RV 419 ed eseguito dal bravissimo Giuseppe Barutti, grande violoncellista poi, perché tra l'altro in questo concerto fa anche dei numeri molto particolari, delle variazioni a volte anche un po' improvvisate da lui sul tema naturalmente del basso continuo di Vivaldi. Un virtuoso sicuramente da ascoltare, da apprezzare, e allora buon inizio con il concerto dei solisti di Radio Veneto 1 a Vittorio Veneto.
Rientriamo in studio dopo questo bellissimo concerto per violoncello e archi di Antonio Vivaldi, interpretato dal maestro Giuseppe Barutti al violoncello, e continuiamo con il concerto dei solisti di Radio Veneto 1 nel Prosecco Classic Festival alla loggia del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Con cosa proseguiamo? Proseguiamo con una delle più famose opere di Antonio Vivaldi, e sono le Quattro Stagioni. E queste saranno interpretate invece magistralmente da un giovane violinista, Paolo Tagliamento, che tra l'altro è da poco vincitore del premio Lipizzer a Gorizia. Uno dei concorsi più importanti a livello internazionale, da oltre 30 anni non lo vinceva un italiano, è davvero prestigioso ed è anche un motivo d'orgoglio per la nostra orchestra aver sempre creduto in Paolo Tagliamento, ma insomma la sua arte e la sua bravura ovviamente è riconosciuta da tutti. Assolutamente, ripeto, nonostante la giovane età, sappiamo che mi sembra 15 anni o 16 anni è stato già diplomato al Conservatorio certo. Giuseppe Verdi di Milano, quindi insomma. Andiamo quindi a gustarci le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, violino solista Paolo Tagliamento, solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Sini. Buon ascolto e buona visione.
Rientriamo negli studi di Veneto 1, stiamo seguendo il concerto dei solisti di Radio Veneto 1 alla loggia del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Dopo le 4 stagioni di Antonio Vivaldi torna protagonista Paolo Tagliamento con un'esecuzione da violino solo. Beh sì, dopo insomma, le magnifiche 4 stagioni interpretate appunto da Paolo Tagliamento e sono tecnicamente anche molto impegnative, si presenta adesso con una sonata di Eugenio Isai, sonata numero 2, che anche questa insomma non è poco a livello tecnico e anche di interpretativo, e qui Paolo Tagliamento veramente dimostra la sua maturità nonostante la sua giovane età. E allora, buon ascolto.
Rientriamo in studio dopo questo pezzo davvero emozionante di Eugène Ysaÿe, interpretato in maniera magistrale da Paolo Tagliamento. Noi siamo quasi in chiusura di questa trasmissione Prosecco Classic Festival, dedicato al concerto che i solisti di Radio Veneto 1, diretti dal maestro Giorgio Sini, che ringraziamo ancora per essere stato qui con noi, hanno tenuto alla loggia del Museo della Battaglia Vittorio Veneto, come detto, l'8 agosto scorso. Siamo in chiusura del nostro programma, del programma di questa serata, che si conclude con... Beh, anche qui un'opera sicuramente tra le più conosciute al mondo, forse, possiamo dire così, di Johann Sebastian Bach, la famosa aria sulla quarta corda. E anche qui noteremo la difficile anche esecuzione e interpretazione. È un brano conosciutissimo e anche straeseguito, però è vero, forse è uno dei brani forse più difficile da interpretare. E credo che insomma qualche contributo l'abbiamo dato assieme ai solisti di Radio Veneto 1. Noterete anche un dialogo tra il violino primo, che è Paolo Tagliamento, e il violoncellista Giuseppe Barutti. Una cosa un po' particolare che abbiamo fatto sulla quarta corda. Andiamo quindi ad ascoltarci l'aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach con i solisti di Radio Veneto 1, diretti dal maestro Giorgio Sini, che ringrazio per essere stato con noi. Grazie caro Emanuele e grazie a tutti voi ascoltatori. Un grazie anche all'amministrazione comunale di Vittorio Veneto per aver ospitato presso la loggia del Museo della Battaglia questa tappa del Prosecco Classic Festival, che rientra nelle manifestazioni e negli eventi per i 100 anni dalla Grande Guerra, un modo per ricordare anche tutte le vittime civili e militari di questo primo conflitto mondiale. Per il patrocinio ringraziamo anche Esercito Italiano e l'ambasciata britannica a Roma, e un particolare grazie anche alla famiglia Colomberotto per il sostegno. Prosecco Classic Festival torna nei prossimi appuntamenti con la grande musica, ma non andate via. C'è Johann Sebastian Bach, interpretato dai solisti di Radio Veneto 1, aria sulla quarta corda con violino solista Paolo Tagliamento, e poi sentiremo anche un preziosissimo violoncello di Giuseppe Barutti. Grazie ancora per essere rimasti con noi e buon ascolto.